Ha 17 anni, vive nel Veneziano, è un promettente sciatore, o meglio era, prima che gli venisse diagnosticata la sindrome di Brugada, malattia delle cellule elettriche del cuore, che può portare all'arresto cardiaco, la cosiddetta morte improvvisa. Ebbene, per la prima volta in Italia, dopo che al giovane, pochi mesi fa, è stato impiantato un defibrillatore, è stata rilasciata l'idoneità allo sci alpino agonistico dalla medicina sportiva padovana, proprio grazie al defibrillatore sottocutaneo di ultima generazione, per il quale è stata anche predisposta una rigorosa protezione per evitare colpi. Fatta diagnosi precoce tu riesci a identificare giovani atleti che possono continuare a fare attività sportiva protetti con un defibrillatore sottocutaneo, quindi è una svolta sicuramente storica, per cui alcuni di questi atleti, se sono portatori di malattie non a rischio di progressione, invece di andare all'estero come sta succedendo con altri, possono continuare a giocare anche in Italia. Ci auguriamo che in futuro questa prima esperienza rappresenti ovviamente una porta aperta per altri ragazzi che vogliono ovviamente eseguire l'attività sportiva ovviamente in condizioni di estrema sicurezza. Un risultato raggiunto grazie a due primati: la qualità delle equip mediche di Padova e la loro conoscenza della malattia e dei suoi limiti, e poi la tecnologia con il defibrillatore che sarà controllato anche da remoto. Che è importante, oltre che la malattia che sta alla base del rischio aritmico, è importante anche la efficienza, la appropriatezza del defibrillatore, del sistema di rilevamento del segnale elettrico, che è quello che poi condiziona l'eventuale intervento del defibrillatore su un'aritmia ritenuta pericolosa per la vita.